State pensando che cosa devo cucinare stasera? Io faccio sto bello polpettone. Volete fare pure voi? E già, pigliate carta e penna e venite appresso a me. Una cosa, ci servono le molliche di pane che oggi mi sa spugnare con il latte. Le ho messe a bagnare con il latte. Ora ci aggiungo 4 uova. Aggiungo un pizzico di sale. Questo è parmigiano e pecorino. Ecco qua. E unisco la carne. Guardate com'è bella sta carne, rosa rossa. E iniziamo a mischiare. Ecco qua, vedete, quando avete ottenuto questa bella polpettona gigante, prendete un po' di carta da forno e ce la mettete sopra, così, perché adesso la dobbiamo stendere. Avete stesa sulla carta da forno, ci mettete un altro foglio di carta da forno sopra e andiamo a stenderlo finché non otteniamo un quadrato. Ecco qua, vedete, io tutta la carne l'ho stesa perché diciamo che non è venuto proprio un quadrato perché non faccio geometri, però è venuto in modo che si può arrotolare. Adesso ci vado a mettere la scamorza, tutto torno, soprattutto nei bordi perché sennò rimane sick. Invece la scamorza o la provola o qualsiasi formaggio filante voi volete o tenete in casa, anche le sottilette vanno bene, quelle che tenete e le ci mettete. Ecco qua, la scamorza l'ho messa, adesso mettiamo il prosciutto cotto, sempre tanto bello stisa, così strinnicciatelo tanto bello. Ecco qua, vedete, prosciutto cotto e scamorza. Le sode sono facoltative, se ci volete mettere ci mettete, se no non ci mettete proprio. In realtà questi sono i polpettoni, questi sono quasi arielle, perché a mio figlio ci piace abbondantum, non si sazia mai. Ci vuole mari margellino per sazia. Adesso lo arravogliamo così, mano a mano, ve lo stendete con la carta da forno. Ecco qua. Adesso prendete, io ho preso questi qua di alluminio, ma voi se tenete un ruoto potete usare il ruoto, e la vallè, il burro o l'olio, quello che tenete, quello si sriata in così, come se vi facesse una mandolinata. Ho pronto, il ruoto è pronto, io mo prendo questo bello creatura, guardate, la carta da forno ce la tolgo e l'ho buttato qua dentro qua. Ecco qua, vedete? Un altro po' di vallea, come dice la mia amica Rita, e ce lo vado a sciorinare tutto sopra perché viene bello sugoso, ad essere tanto bello tutto insieme. Se a voi non vi piace non ci mettete, ci mettete un burro, ci mettete un filo d'olio, se vi volete mantenere light. A me mi piacciono le cose ingrassate. Qua adesso in forno a 200 gradi per 50-60 minuti. Datele un occhio ogni tanto, mi raccomando. Ecco qua ragazzi, è pronto, assaggiamo. Assaggiamo. Mo, buona giornata e buon appetito a tutti quanti.